Prima giornata del vlog della settimana. Si ricomincia. Sì, ci riproviamo. Dopo, vabbè, stamattina ho lavorato, quindi ciao. Adesso una passeggiata in argine con Tigro. Tigro, ciao! I bambini che rotolano. Sì, i bambini che rotolano giù per la discesa. Vara che tramonto sui colli, eh? Can del porco. Che romanticherie, eh? Dai, Questa è una romanticheria. il mio amore, eccolo qua il mio amore. Allora, siccome l'Urbex Air che è in noi non si ferma mai, camminando abbiamo trovato questa casa chiaramente abbandonata con la porta aperta, andiamo a vedere, non ci sarà un tubo, però andiamo a vederla lo stesso. Guarda che bella foto, adesso faccio una foto perché viene bellissima. E facciamo anche in Perbacco. fretta perché ho il gimbal scarico. Vai. Ok, è un marcione distrutto, cioè, lì manca il tetto, qui manca il tetto. Vediamo se magari dentro scopriamo la cassaforte con i Rolex. Ecco, madonna, c'è una puzza qua dentro, vabbè. Sì, in effetti non c'è un tubo, qua è venuto giù il tetto. Qua c'è un bancone, una puzza da muffa, madonna. Delle scale. Non ci sono più le scale, le vedi da di qua? Attento, tieni Tigro perché c'è un topo morto Dove? vicino ai miei piedi. Ah sì. Qua ci sono le scale, ma non mi fido di andare su neanche a Ah, vieni da morire. di qua, le vedi? Vediamo Cioè, cosa le c'è qua. vedi? Aspetta che c'è una ragnatela enorme. Sì, no, devo girare di qua. Ah, ok, c'erano le scale, non ci sono più. Non c'è niente. Cosa? Non c'è niente. È un'altra scrivania, lo tocchi da qua. Vieni via, Tigro. Andiamo C'è via. il soffitto che sta venendo giù. Esatto, qua c'è un topolino morto, poverino. Tac, La eccolo vasca qua. da bagno. No, ma quella vasca da bagno era sopra. Porca miseria, non me ne ero mica accorta io. Mi sa di sì. Cazzarola. Qua non so se potesse essere sopra, c'è la vasca da bagno esattamente sotto dove c'è il buco sul soffitto, quindi potrebbe essere che fosse sopra. Meglio che andiamo fuori, va? Scusa, Aspetta. Sì, vieni fuori un attimo. sì. Aspetta che guardo dove metti i piedi. Vieni. Tieni Tigro un secondo. Sì. Non mi passare. Tigro, vai un po' più avanti, amore. Questo è il soffitto. Aspetta. No, no, stai attento, cosa fai? Io non ci vado lì. Ok. Dopo tutto col dito c'è pare Ah. gomma piuma. Ah, non mi ero accorto, ho parlato, spero non averti coperto. No, no. No, comunque guarda, ci sono dei buchi pazzeschi, guarda che fuori qua. No, no, ciao, basta. E dopo la passeggiata ci sta l'aperitivo. Adesso arrivano anche le patatine. Le pizzette. Lunedì. Al lavoro già da un po', oggi ho da finire tutte le consegne per oggi pomeriggio e andare avanti un po' con quelle per i prossimi eventi. Ieri poi la giornata si è conclusa con l'aperitivo che vi ho fatto vedere, ma poi una volta tornata qui ho preparato tutte le scatole per le spedizioni di oggi che ho già fatto stamattina, quindi anche quello è fatto. E, e basta, col sottofondo del giardiniere, non so se si sente, e è tornato Tigro dalla passeggiata. Dov'è il mio cucciolo? Ciao! Sei andato a passeggiare, adesso vuoi un biscotto, immagino. Sei andato fuori Sì. col babbo? Ha fatto anche la cacca dentro il tappeto del panificio, per fortuna era dura. Oh, Madonna! Fortuna che Tigro! lo conoscono. Che ti vogliono tutti bene. Sì, Ma te lo meriti un biscotto? certo. Ok. Passeggiata con Tigro. Oggi fa un freddo boia.
Gli amici di Tigro. Ciao, ciao. Super matto, ciao. Ciao piccolo. Ciao. Ore 6:35. Il vero uomo lo vedi da qua? 8 ore in fabbrica e poi mi incolla le scatoline quando arriva a casa, le basi delle scatoline. 3 cose. Sì. Uno, stavo guardando Dredd e mi è distratto. Eh. 2, quando fai video è inutile che li rifai perché ti dimentichi di accendere il microfono. È acceso adesso, spero. Sì, sì, perché lo vedo anche qua. Sì. 3, Ok. di pagare questa roba qua. No. Sì, paghi in Tu, natura, donna. no, tu sei collaboratore familiare non retribuito e quindi non hai neanche diritto a essere pagato. Sciopero. Sciopero. E fine serata con programma intellettuale. Ammettiamolo, a noi piace la TV trash. Grande la Gis, grande Gis. Italian Shore è il nostro appuntamento settimanale. Criticateci, fotte sega. Viva Italian Shore e i programmi trash. Buongiorno. Buongiorno, amore. Sono le 10:30. Vogliamo uscire? Sì? No? Non mi sembra molto propenso. Andiamo. Andiamo? Sì? Ok. Buongiorno. Direttamente a venerdì. Ieri non ho registrato niente perché sono stata tutto il giorno qui a lavorare, a finire le consegne che devono partire in questi giorni. E invece oggi, stamattina sono ancora qui per portarmi avanti con altre cose, perché poi oggi pomeriggio, si vede tutto qua. Oggi pomeriggio ho un servizio fotografico, sarà da ridere, spero di non ammazzarmi mentre lo farò, spero anche di riuscire a registrare qualcosa per il vlog. È finito il servizio fotografico, tornerò a casa, mi cambio in velocità perché stasera vado a vedere Esperienze di M. E quindi adesso, dai, vado avanti a finire, cioè a portarmi avanti più che riesco, così magari domani no, ma domenica riesco a rilassarmi e riposarmi un po'. A dopo, se sopravvivo. Bella con la mano davanti. Ginocchia. Guarda che roba. Se si può vivere così. Se puoi vivere così. No. No, qua non si vede. Allora, aspetta che ritorniamo. One eternity later. Ah, il pagamento? È il pagamento. Sì, ovviamente. Prezzi speciali Non per so, gli posso io amici. fare una foto? Infatti dentro i suoi video le fa così, no? Ciao a tutti qui a Howard Howard Order. C'è uno che ha fischiato. Però così non vale, prova a chiedere un'altra parte. Sono delle ragazze? Sì. Qui a Padova ci sono, sì o no? Oggi è domenica e tralasciando il casino che c'è nel mio studio perché ho un sacco di lavori piantati da finire, devo farvi vedere l'acquisto del giorno ieri dell'IKEA, all'IKEA. Il coprisedile dello sgabello a funghetto è meraviglioso. Sì, perché ieri alla fine poi, mamma che cavei, aiuto, vabbè. Alla fine ieri non ho registrato niente, ma perché ho lavorato e... Ciao, dove fai nascosto là dietro? Ok. E poi ieri pomeriggio fuga all'IKEA a comprare delle lenzuola perché il tigre ha vomitato sul letto e avevo tutte le lenzuola da lavare e non facevo in tempo a portarle al lavasciuga e quindi aiuto, vabbè. E quindi di corsa all'IKEA a comprare le lenzuola, questa è stata la grande giornata di sabato, solo grandi emozioni qui. Qualcuno sta smontando casa? Eh?
Vedete che i tonfi là? I vicini, le gioie di vivere in condominio. Capivo, ma cioè, Aspetta che siamo tutti storti qua. sta, sta smartellando la Vabbè, casa. non vuole raddrizzarsi stamattina il gimbal. Vieni tigro, tieni, porta cuccia. Ma non ti metti a favore di telecamera? No, eh? Passeggiatina domenicale ad Arquà. Senza guardare prima abbiamo beccato la giornata dei colli o quel che è, quindi è un po' pieno di gente, però è ancora presto, pomeriggio presto, quindi forse ci va abbastanza bene, dai. Ciao cagnolino meraviglioso! Ciao! Con una veduta bellissima di una parte di Arquà. Consideriamo che oggi davano tempo schifoso, acqua, catinelli, invece siamo fortunatissimi. Lì in fondo stanno partendo, vediamo se riesco a zoomare, ma non si vede un tubo più. Dove sono andate a finire? Stanno partiti gli sbandieratori che adesso verranno su. Però noi volevamo andare a vedere un'altra cosa che in tutti gli anni che ho vissuto qua non sapevo ci fosse, ignorantona. Quindi direi di proseguire con Tigro e andiamo. Che bella sta pianta di rosmarino, ha un profumo e ha già tutti i fiorellini. Ecco, dopo neanche 5 minuti di strada un po' in salita, siamo arrivati alla Spada nella Roccia. Io non lo sapevo, ammetto la mia ignoranza. Niente, non viene. Niente. Torna a casa. Vediamo se divento io regina. No. Eccolo, il nostro re. Sei il re del sonno. Amore, tanto sonno. Dai, Il andiamo. nostro vero re. Andiamo. In fondo, quella è la mia bestia nera Urbex, che prima o poi riuscirò a visitare. E cin cin. Bravo, dai, te la sei meritata tutta la strada in salita, mio amore. Avevo pensato di chiudere questa prima settimana di vlog da casa, ma questa location mi sembra molto più bella. Oltretutto, appunto, come dicevo prima, siamo stati fortunati perché davano bruttissimo tempo. Oggi invece c'è sole, un qualche nuvola, ma fa caldo, è proprio giornata di primavera. Bene, e finisce così questa prima settimana di vlog. Se questo tipo di contenuto vi piace, vi interessa, fatemelo sapere con un commento, così continuo a farli. Chiaramente più andremo avanti con la stagione estiva, anche per via del mio lavoro, più ci saranno contenuti interessanti, vi porterò tutto quello che potrò portarvi, chiaramente nel rispetto della privacy delle persone per cui lavoro. E basta, come al solito iscrivetevi al canale, lasciate un like, lasciate un commento, like, dislike, quello che vi piace, abbonatevi, super grazie, Patreon, tutto quello che volete per supportarmi. Alla prossima settimana!